È solo il primo lotto, ma nei fatti è un qualcosa che si attende da tempo. L'area dell'ex SEM si prepara finalmente a vedere l'arrivo delle ruspe per la futura casa dello studente medio, il campus in stile americano a Sassore del Sena. Sì, è una tappa importantissima perché con questa operazione che consta di un investimento importante, 35 milioni di euro, si dà, come dire, si aggiunge una struttura di qualità, una struttura ricettivizia per studenti universitari e quindi si sta incentivando sempre più l'iscrizione all'università e l'iscrizione all'università sarde, quindi un momento fondamentale per Cagliari, per l'università, ma direi per tutta l'isola, ecco, per il diritto allo studio. Le previsioni parlano, previsioni barra speranza, pronto entro il 2019, così ha detto l'ERSU, così hanno detto anche gli altri partecipanti alla conferenza stampa. Questa è la previsione, naturalmente le previsioni poi si verificano passo dopo passo, però intanto oggi prendiamo atto di un passo davvero notevole per l'investimento e anche per il fatto che questo investimento rischiava di essere perso, è stato recuperato e messo a disposizione della Sardegna, degli studenti e delle future iscrizioni. Ci sono altri tre lotti e nei fatti bisogna ricorrere al project financing, non c'è il rischio magari di lungaggini, quindi. Beh, naturalmente diciamo, il project financing è uno strumento complesso ma molto importante che sta dando frutti in tutta Italia, è abbondantemente utilizzato. D'altra parte c'è un intervento prossimo sul nuovo FSC che vale 20 milioni di euro e che ha lo scopo di intervenire nell'attuale residenza universitaria per fare in modo che siano, come dire, più sicure e più adatte allo studio dei nostri ragazzi. Lei è il titolare dell'istruzione a livello regionale, quindi qual è il messaggio che lei vuole lanciare? Beh, il messaggio è quello che stiamo cercando di lanciare e rilanciare tutti i giorni con forza. Iscrivetevi all'università sarde.